Buongiorno, siamo con Cristina Pollazzi, direttrice dell'Istituto Scolastico Belzoni di Padova. Allora, dottoressa, siamo nel suo stand, nello stand del Belzoni. Vedo alla mia destra un video della scuola. Ci racconti qual è il progetto della scuola per l'Expo 2009 e che cosa sta facendo con i suoi ragazzi? Noi quest'anno presentiamo in Expo due grossi progetti. Siamo una scuola di grossa progettazione, però ne presentiamo due perché quest'anno ci sembrano i più significativi, quelli di cittadinanza attiva con Civil Life e quello della storia del territorio invece col centro di ricerca della direzione scolastica regionale, che sarà presentato invece domani. Quindi noi rispondiamo a quelle che sono le esigenze del Consiglio d'Europa di una scuola assolutamente attiva, proiettata verso l'università e il mondo del lavoro, cioè verso il futuro dei nostri ragazzi, e quindi cerchiamo l'intento sarebbe quello di anticipare, e sarebbe questo quello che tutti dovrebbero fare, anticipare le esigenze del mondo del lavoro. In una società come la nostra le esigenze del mondo del lavoro sono quelle di preparare dei tecnici in grado di utilizzare quelle che sono le strumentazioni più nuove che sono nel mercato. Quindi a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto informatizzato quello che è il sistema degli scrutini. Anche banalmente anche le presenze degli allievi sono informatizzate, loro entrano con i loro badge e le famiglie possono vedere da casa se sono presenti, se sono assenti e così via. Questo non so se agli studenti No, in realtà c'è stato un po' una presa di posizione degli studenti grandi che cerchiamo di arginare, insegnando loro che quando saranno nel mondo del lavoro sarà richiesto appunto di utilizzare il badge e quindi loro, in quanto studenti equiparati ai lavoratori, ecco, devono imparare fin da adesso a farlo. Altro, noi abbiamo delle attività di alternanza scuola-lavoro presso il CPIPE di Camin, perché loro hanno gli escavatori, quelle grandi strumentazioni anche molto moderne che in una scuola ovviamente non è possibile avere proprio per una questione di stretto spazio. Altro ancora, stiamo cercando di fare un progetto con le lavagne interattive. Noi per quest'anno vorremmo finalizzarlo ad una classe e poi vedere l'esperienza, cercare di definirla in maniera chiara e poi diffonderla dappertutto. Così come da gennaio per alcune classi partirà il registro informatico, cioè via la carta, ecco, in classe ci sarà il computerino in cui l'insegnante scriverà assenze, presenze, voti, argomenti, andranno tutto in un sistema che è in rete, che è quello delle assenze e presenze, ecco, per cui da tutti sarà il massimo della trasparenza. Anche questo lo faremo quest'anno per alcune classi e per l'anno prossimo pensiamo di implementarlo in tutto l'istituto. Allora, mi correggo e la chiamo professoressa innanzitutto. Professoressa Pollazzi, noi abbiamo parlato con il provveditore Venturella, con la direttrice Palumbo e con il dottor Cerchiaro, responsabile delle politiche giovanili, sempre dell'ufficio scolastico. E con loro abbiamo chiesto a loro un'opinione sulle modalità operative di questa digitalizzazione e soprattutto sul rapporto tra innovazione tecnologica e democrazia, con un passaggio educativo, con un passaggio di formazione nelle scuole. Ora io vedo che da quello che lei mi ha appena detto il suo istituto è sicuramente all'avanguardia, ma qual è la sua opinione sull'educazione attraverso l'innovazione tecnologica? Dunque, e se questo implementa la democrazia o no? Dunque il problema è questo, che vi è una difficoltà di approccio per gli insegnanti di una certa età.
cioè gli insegnanti giovani accettano subito con entusiasmo. Quelli diciamo dai 50 in su hanno una qualche difficoltà. Allora il nostro diciamo, intento è quello di far assimilare questa esigenza che è improrogabile, cioè siamo in un mondo tecnologico, non possiamo rimanere a quelle che erano le attività e le abitudini di un mondo della carta. Allora, e anche con questo è strettamente legato, è passato il tempo in cui l'insegnante nascondeva i voti con la carta assorbente in sostanza, ecco. Quindi i ragazzi devono essere assolutamente consapevoli della valutazione e così anche le loro famiglie in un assetto di massima trasparenza e di democrazia. Io venivo interrogata con il lancio del dado, per cui una cosa direi arcaica, ma incuteva timore. Grazie professoressa, e faremo una visita dello stand, grazie di averci ospitato e buon lavoro.